Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. E ridiamo la linea a Giulio Cainarca. E a Carla De Bernardi, che è già in collegamento con noi. Abbiamo reso omaggio anche alla data di scomparsa di Jim Morrison, che moriva oggi 3 luglio del 1971 a Parigi alla mitica età di 27 anni, e abbiamo sentito un pezzo tra quelli più celebri dei Doors, il gruppo di cui Morrison era il cantante. Intanto buongiorno a Carla De Bernardi, che vedo appunto collegata con noi. Carla, buon lunedì. Giulio. E proseguiamo inarrestabili anche in questo caldo lunedì di luglio nella nostra cavalcata attraverso la grande città, verso le cose del mondo, perché Milano diventa un prisma, come è lo scopo di questa rubrica, per allargare lo sguardo, no? È un punto di partenza che ci dà lo spunto, diciamo, Carla, per vedere tante altre cose, come siamo soliti fare. Oggi dove ci porti? Allora, vi porto, vi porto alla Milano di un tipetto che si chiamava Napoleone Bonaparte. Allora, ieri volevo andare a visitare la Pinacoteca di Brera, che sappiamo fu una sua creazione, tant'è che nel cortile di Brera c'è lui, sotto le spoglie c'è Marte pacificatore del Canova, che in realtà è Napoleone, è un omaggio a Napoleone, no? E lo volle lui proprio questo grande monumento di bronzo bellissimo, che qualche anno fa, se vi ricordate, è stato restaurato dalla Pirelli. Avevano messo un box di vetro in mezzo al cortile per cui si poteva vedere il restauro. Allora ieri sono andata alla Pinacoteca perché ho detto vabbè, ogni tanto bisogna andarci. Ieri doveva essere gratuita e in effetti lo era. Peccato che quando sono arrivata lì mi hanno detto che avrei dovuto prenotare online. Allora, prima di tutto mi sono chiesta, ma scusami, ma per esempio, infatti non c'era coda, i turisti come fanno a sapere che devono prenotare online? Io sono mediamente acculturata e non l'avevo capito, per cui mi chiedo come Senti fa. Carla, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, stanno cominciando a rompere un po' le scatole con queste prenotazioni online. Esatto, però ho scoperto un'altra cosa che non sapevo, e che per gli over 65, categoria a cui io appartengo, il martedì e il mercoledì l'Accademia, sempre su prenotazione, cosa però che io ho fatto lì per lì a quel punto, costa 2 euro. E quindi non è male, perché normalmente ne costa 15, anzi adesso ne costa 16 perché c'è 1 euro per l'Emilia Romagna. Allora, voglio dire una roba, visto che ci dobbiamo sempre collegare all'attualità, prima di tornare a Napoleone. L'Accademia di Brera, scusami, la Pinacoteca di Brera, hanno tutto il complesso di Brera, per capirci, è stato negli ultimi anni sotto la direzione di un signore che si chiama James Bradburn, che è il sovrintendente della Pinacoteca, però da lui dipende anche la breakdance e altre cose. James Bradburn, io l'ho conosciuto, è un tipo, credo che sia canadese, e lui veniva da Firenze. Quando ti ricordi, Franceschini ha nominato dei dipendenti stranieri, suscitando anche lì le ire di chi voleva che fossero solo italiani, queste storie qui che succedono ogni volta. Adesso però James Bradburn ha finito il suo secondo mandato e non può essere rinominato. Però ha fatto grandi cose a Brera, perché lui ha ristrutturato tutte le 38, mi pare siano 38 sale. Guarda, poi ti dico una cosa, secondo me se l'italianità è quella roba qui non mi piace per niente, Appunto, perché molto spesso, diciamo, gli stranieri hanno uno sguardo in parte più pulito sulle nostre cose, meno corrotto da interessi partitici, politici, di raggruppamenti. E poi molto spesso amano le cose italiane molto più di noi. Infatti, sono d'accordo con te, e comunque infatti abbiamo avuto per non so quanti anni, ma svariati, Bradburn aveva una caratteristica, perché è vivo e vegeto, di avere sempre dei gilet che sembrano strappati dalle pareti, perché sono gilet di tessuto tappezzeria. È vero. Molto simpatico. Io una volta ho avuto l'onore di cenare con lui, con una mia amica che ha combinato questa cena, ed è stato veramente una cena molto divertente. Poi lui era invitato da me, dalla mia amica. No, veramente i gilet se li fa fare da tappezziere, hai ragione. Sì, esatto. Volevamo rendergli un omaggio per essere arrivato a Milano da poco, quindi l'abbiamo invitato a cena, ma lui e quindi abbiamo pagato noi, ma lui voleva bere un vino super di quelli da non so quanti euro la bottiglia,
e quindi ha deciso che il vino lo pagava lui. E quindi noi abbiamo pagato la cena e lui il vino l'ho trovato una cosa equa, perché noi potevamo permetterci una bottiglia decente, ma lui ha voluto proprio un super vino. Molto simpatico James. James Bradburn, già che ci siamo, parliamo di lui, visto che siamo nell'attualità, poi torniamo a Napoleone, si inserisce in quel filone che era cominciato con la Wittgens e con Russoli, che hanno aperto, la Wittgens ha aperto Brera alla città, alle scuole, al teatro, alla musica, saltando via la storia di Fernanda, perché ne abbiamo già parlato, e poi aveva in mente con Russoli, che è stato il suo successore, la Grande Brera, cioè di usare un altro palazzo che stanno ristrutturando anche per merito, o forse per merito di James Bradburn, che è Palazzo Citterio, un po' più in su di Palazzo di Brera, che ospiterà le collezioni di arte contemporanea. L'avevano già aperto qualche anno fa, non so se ti ricordi, ha un bellissimo giardino. Qualche anno fa l'avevano aperto dicendo, sbandierando che Palazzo Citterio avrebbe... Perché non ho chiuso il telefono? Scusatemi. È il bello della diretta, Carla. Avrebbe... aspetta, questo poi deve essere anche uno spam. Avrebbe, come si... Aspetta che tolgo la suoneria perché questi ci riprovano. Avrebbe... oh, porco cane, suoni e vibrazioni. Silenzioso. Intanto ne approfitto per un'altra roba, perché ieri apro una piccola parentesi. Ho visto che c'era il cenacolo aperto gratis come tutti i primi Ma domenica. sempre su prenotazione, credo. Ma sempre su prenotazione. Solo che il problema è che se tu vai sul sito non la trovi la modalità per prenotare. Devi fare una fatica terrificante per capire dov'è e non la trovi. Per cui non puoi andare neanche quando è gratis. Chiudo parentesi. Esatto. E probabilmente fatto apposta, che cosa ti devo dire? Comunque, per finire con il Palazzo Citterio, perché è un'altra cosa divertente, quando l'hanno aperto qualche anno fa, si sono poi accorti che le opere di arte contemporanea, che spesso sono molto grandi, non passavano dalle porte. Quindi era stata fatta una ristrutturazione che impediva di usare Palazzo Citterio per lo scopo per cui era stato ristrutturato, e cioè quelle opere che adesso sono, credo, nei magazzini, perché quello che noi vediamo a Brera è una piccola parte di quello che c'è. Vabbè, detto questo, Brera è piena di capolavori e Napoleone Bonaparte, quando era nelle sue giri italiani, razziava opere a destra e a manca che si portava poi a Parigi, no? La famosa Gioconda, se non ricordo male, se la portò a Parigi proprio lui. E Napoleone, vabbè, lo sanno tutti chi era Napoleone. Vogliamo ricordare che nacque il 15 agosto 1769, che morì nel 5 maggio del 21, 821, come ci ricorda Manzoni col suo "Ei fussi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiro". Orba di tanto spiro, ma come gli viene in mente a Manzoni di dire orba di tanto spiro? Non è male. No, non è male. Detto questo, Napoleone arrivò in Italia, mandato dal direttorio, e creò al di qua delle Alpi, cioè dove siamo noi nella pianura padana, la Repubblica Transpadana. Poi creò adesso, diciamo una cosa veramente nazionalista, ma questi francesi che fanno tanto i galletti nazionalisti a loro esatto. Il più grande l'hanno preso dall'Italia, Napoleone. Esatto. E perché era, sì, la Corsica all'epoca era italiana e la madre era italiana. La madre si chiamava, aspetta che ti dico come si chiamava la sua mammina. La sua mammina si chiamava, porco cane, nato a Iaccio in Corsica, nobiltà italiana, Letizia Ramolino. Ligure, diciamo. Esattamente. Allora lui fa questa Repubblica Transpadana, che era praticamente la Lombardia, la pianura padana, poi la Repubblica, come si chiamava, Cispadana, che era invece Modena, Reggio, Bologna, Ferrara, le terre pontificie, poi le unisce nel 97 e fa la Repubblica Cisalpina, con capitale Milano. Ed ecco che Milano è capitale di questa grande Repubblica. La Repubblica Cisalpina viene riconosciuta dall'Austria, il trattato di Campoformio che abbiamo studiato tutti a scuola, e in cambio di avere Venezia e il Veneto. Ecco quando Venezia e il Veneto passano all'Austria. Ai primi dell'Ottocento, per l'esattezza del 1802, la Repubblica Cisalpina diventa Repubblica Italiana Napoleonica. E nel 1805 il caro Napoleone in Duomo si fa
incoronare il re d'Italia. Lui fa una specie di ristrutturazione della facciata del Duomo perché vuole che sia tutto all'altezza della sua grandeur, la grandeur. Nota che lui era piccolo di statura ma era alto più 3 centimetri più di Sarkozy, quindi era piccolo ma Sarkozy era più piccolo, è più piccolo. Si fa incoronare in Duomo, manda a prendere la corona ferrea longobarda a Monza e poi, mentre è lì raccolto in preghiera, che dovrebbe essere incoronato dal Papa, prende la corona, paf, se la mette in testa e dice la famosa frase Dio me l'ha data e guai a chi la tocca, perché lui si ricordò di quando Carlo Magno fu invece incoronato a tradimento dal Papa, no? Quindi dice a me non succederà che mi incoroni il Papa perché sono io il potere assoluto, non è il potere del Papa. E quindi si autoincorona. Dopo l'incoronazione c'è questo grande banchetto a Palazzo Reale per il quale un certo Giacomo Raffaelli, che era uno scultore, un artista, fece un centrotavola che si può andare a ammirare ancora a Palazzo Reale perché è stato restaurato da poco, un centrotavola lungo 13 metri con 240 figurine. È una delizia perché è tutto una specie di grande come dirti insieme di colonne, timpani, figurine in bronzo, tutto in stile assolutamente neoclassico, ed leoni, insomma sfingi, tutti quegli stilemi dello stile neoclassico, Retour d'Égypte, e si può andarlo ad ammirare perché l'anno scorso è stato reinaugurato dopo averlo sistemato perché insomma era un po' malinarnese. Il Napoleone con Joséphine, che era la moglie, Joséphine era la bella creola, no? Va a abitare a Palazzo Strabelloni in Corso Venezia, ma poi non può sempre stare a Milano, quindi nomina viceré Eugenio Beauharnais, che era figlio di Giuseppina, di Joséphine, ma non suo, perché Joséphine aveva sposato in prime nozze appunto questo Beauharnais, e loro si insediano invece dove oggi c'è la GAM, Galleria d'Arte Moderna, via Palestro. Hai presente la Villa Reale cosiddetta? Sì. La Reale era stata fatta da un conte Belgioioso, l'aveva fatta fare a Pollack, anche quella in super stile neoclassico. Pensa che i bassorilievi li aveva disegnati Parini, se non ricordo male. Queste grandi sale affrescate dalla Piani, insomma tutto un tripudio. E lì si insediano Eugenio Beauharnais e la moglie, che si chiamava Augusta Amalia di Baviera. E quindi, tra l'altro, poi a Villa Belgioioso finirà poi anche il Radetzky, non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato, perché Radetzky a un certo punto verrà esiliato a Villa Belgioioso da Francesco Giuseppe e morirà. Carla, sai che ti devo dire che sono le 9:31, dobbiamo chiedere a Federico se abbiamo ancora un paio di minuti o qualcosa del genere. Lo chiedo al volo. Continuiamo la volta prossima perché di Napoleone c'è ancora da dire cosa ha fatto. Perché a Milano c'è il Foro Bonaparte? Allora ne parliamo con calma la prossima volta, perché così evitiamo di sacrificarci. Nel frattempo io mi sono incuriosito, ho detto una cosa parzialmente sbagliata, cioè la mamma di Napoleone, Maria Letizia Ramolino, non era ligure, bensì discendente, ma a quanto pare da nobili toscani e lombardi, mentre il papà era proprio toscano, di San Miniato, si è laureato a Pisa. Ma la cosa divertente è che Napoleone fu preceduto 4 anni prima da un altro Napoleone, che però morì, e che i due ebbero quando lei era tredicenne e lui 17enne, per cui poi furono fatti sposare a forza. Comunque, abbastanza precoci, fecero il primo Napoleone, che morì, il secondo, 4 anni più tardi, invece è Napoleone Bonaparte. È il nostro, di cui parleremo a sto punto settimana prossima. Fantastico, grazie a tutti, abbiamo un po' divagato come al solito, partiamo da un argomento, poi finiamo negli altri. Questo è il bello di questa rubrica. Questa è la nostra caratteristica. Ed è anche il bello della tua conduzione e della tua rubrica, Carla. Grazie Giulio. Grazie a Carla De Bernardi. Che avete ascoltato, grazie. Buona settimana a tutti. A voi, a tutti voi. Tra poco con voi c'è ancora il nostro Alessandro Panza. Dopodiché alle 12 potrete ascoltare una intervista a Bettino Craxi, che
che è stata fatta ed è stata mandata in onda in esclusiva sul sito della Fondazione Craxi non molto tempo fa, per la verità il 19 gennaio del 22, un annetto fa e qualcosa. Era stata realizzata questa intervista il 25 ottobre del 96 presso la casa di Hammamet di Bettino Craxi da Carlotta Tagliarini e fu trasmessa appunto in esclusiva via streaming un anno e qualcosa fa dalla Fondazione Craxi. La riproponiamo oggi perché all'interno ci sono delle notazioni molto attuali che Bettino Craxi fa anche sull'Italia post Tangentopoli, che è quella poi nella quale ci troviamo a vivere ancora oggi. Perciò buon ascolto fino alle ore 12 abbondanti, alle 10:40 come sempre con voi Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina. Avete ascoltato La Grande Città,